una cosa, ritornando all'intervista che avete fatto davanti alla casa in via Alfani 8 di Renzi, pagata da Carrai con ipotesi di corruzione. Ecco, cioè dici appunto, tu avevi consegnato questa cosa, ti hanno dato come giustificazione che diciamo le condizioni ambientali, diciamo così, allora, non hanno dato la possibilità. Facciamo dei nomi. Chi ha registrato il tutto si chiama Gualtiero Bomba, aveva lui la cinepresa in mano e dopo le registrazioni io ho chiesto: scusa Bomba, Gualtiero, com'è andata la registrazione? Ok. Poi il nastro è stato dato da Gualtiero Bomba ad Alan Baritono, che è un factotum dell'onorevole Bonafede, e poi di conseguenza ha rigirato al Miriam Amato. Avevano l'ordine su disposizione di Roma di mandare il tutto al blog di Grillo. Ebbene, questa intervista del 23 di marzo 2014, pochi giorni dopo che è esploso il caso via Alfani, non è andata in onda, e non andando in onda non è che ha fatto un danno a me, ma ha fatto un danno ai cittadini, perché i cittadini non hanno saputo, ma ha fatto un danno anche al Movimento 5 Stelle, certo. Perché se volevano creare problemi a Renzi, quello era il momento giusto per far uscire la vicenda. Ma di momenti parliamoci chiaro, di momenti giusti ce ne sono tantissimi, c'è una quantità incredibile di documentazione che tu hai presentato. I giudici hanno in mano questa quantità incredibile e nonostante ciò lasciano al governo una persona illegittimamente eletta che praticamente sta dirigendo la sorte degli italiani, cioè questa è una cosa veramente inconcepibile. In pratica è così, anche se Renzi ha sul groppone solo una condanna per danni erariali nel primo grado, ma in pratica è così. Sì, ma già qui c'è qualcosa che non va, perché è incredibile che 2,5 milioni di euro, che sono diciamo la cifra che viene imputata come danno erariale a Renzi, ok? Viene trasformata dai giudici, dopo attenta, presumiamo, attenta valutazione, a 14.000 euro. Ora, noi poveri cittadini, secondo noi questa è un po' una presa in giro, no? Nel senso, accertato che sono stati spesi, come si fa a buttarli a 14.000 euro? Oltretutto sappiamo che è in primo grado, quindi in secondo diventeranno 3-4.000, in terzo grado questa persona riavrà la sua verginità, in poche parole, no? Sì, ma a parte questo c'è anche un'altra cosa da dire. Fiorito, milanese, Belsito, manca lo stesso Cota con un paio di mutande, sono stati tanti altri, cioè sputtanati su tutti i giornali, media, indagati. Quando si tratta di Matteo Renzi, nonostante abbia portato 7,5 kg di roba in relazione alle fatture, alle fondazioni e quant'altro, e niente, i magistrati hanno rinviato a giudizio me per una maglietta, perché secondo i magistrati quella maglietta è diffamazione nei confronti di Matteo Renzi. Io ero molto contento, sono molto contento di essere stato rinviato a giudizio per diffamazione, perché questa denuncia è tanto tempo che io la cercavo, perché soltanto andando davanti a un magistrato, davanti ai giornalisti, davanti a televisioni, la verità con prove verrà fuori. Ma il fatto è che giornalisti e cose nessuno ti chiama. Nonostante abbia fatto, tra virgolette, il mio sacrificio di essermi stato denunciato da Renzi, io subito ho rinviato a giudizio. Io che ho denunciato lui con 50 denunce provate, ancora lì è lui che salta da un palco all'altro a fare promesse, selfie con la Boschi. Ma questo tu lo sai il motivo. A proposito, ma la Boschi, ma che fine ha fatto la Boschi? Ma tu lo sai. Ma la Boschi, ma chi è la Boschi? Allora, mi dovete dire, scusate, ma secondo voi come fa la Boschi a diventare ministro? Cioè, le vie del Signore sono infinite. Vabbè, la Boschi, vabbè, ma come ha fatto? Boschi, come caspita hai fatto a diventare ministro? Ma come hai fatto? Me lo vuoi dire? Ma ce lo vuoi dire? Vabbè, ma Renzi si è portato, ovviamente doveva avere persone di fiducia, si è portate quelle di Firenze perché erano la sua corte. Certo, in via Alfani 8, era la sua abitazione, per cui molto probabilmente tutti passavano di lì, tutti transitavano di lì, transitavano, e quindi niente, per grazia ricevuta, è chiaro, no? Allora, riguardo la casa di Nardella, in merito a questo cambio di residenza strano di Nardella, portando documentazione in merito ai proprietari di questo appartamento
appartamento. Nardella è stato per 6 anni in via Villamagna 202, va bene? Il 16 o il 17 di marzo, nel momento in cui i magistrati aprono un fascicolo esplorativo sulla vicenda di via Alfani, anche lui al volo cambia la residenza. Praticamente ha fatto come Renzi quando io scoprì il fatto di via Alfani. E siccome a me quando mi si accende una lampadina io voglio capire chi è l'interruttore, mi sono attivato e ho visto che i proprietari di questo appartamento sono dei nobili fiorentini e ho chiesto di capire alcune cose alla magistratura. Ma non solo, ho chiesto alle 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle, in questo caso Noferi, Xela Cos e Amato, di presentare un'interrogazione sulla vicenda della casa di Nardella al Consiglio Comunale. Ebbene, a tutt'oggi, dopo 5-6 mesi, queste 3 non hanno fatto assolutamente nulla. Come ho incontrato personalmente Massimo Artini del Movimento 5 Stelle, il quale aveva detto che avrebbe fatto delle cose, avrebbe raccolto della documentazione, ad oggi mi scrive su Facebook Massimo Artini che è molto impegnato e che ha da fare. Come le 3 consigliere Noferi, tra l'altro la Noferi non è fidanzata con un membro del PD, lo sapevi questo? La Noferi, cioè noi ripetiamo sempre che le vie del Signore sono infinite. Voglio dire una cosa, forse non lo sanno, la Noferi è la fidanzata di un consigliere del PD e dicono a Firenze che gestisce un agriturismo, niente di male, per l'amor di Dio, però la cosa è questa, cioè niente di male neanche che sia fidanzata con il PD. Però insomma non ho capito. Forse non l'ha fatto per non creare problemi al PD, la storia della casa di Renzi, la storia della casa di Nardella? No, nel senso, quello che troviamo strano è che se 3 persone si prestano... 4 Anzi, persone. no, 5 persone, mettiamoci anche la Maria Cappelli. Ok. Mettiamoci anche la Maria Cappelli, allora, se queste... il consiglio del quartiere 5. Allora, se queste 4 persone... 5 persone. Si sono diciamo proposte, no? Per fare questo tipo di lavoro che tu avevi chiesto, no? Di presentare perlomeno un'interrogazione, una qualsiasi sì, perché cosa. il lavoro grosso l'avevo fatto io. Esatto. Il lavoro grosso allora non si capisce ad oggi come mai non è stato fatto. Non è stato fatto perché probabilmente non vogliono dar noia a Renzi. Ok, comunque noi, siccome siamo sempre molto democratici, mettiamo la nostra telecamera a disposizione anche delle signore Xela Cos, Noferi, Amato e di Artini. Di Artini. Artini speriamo di beccarlo venerdì. Ce n'è un'altra, si chiama Maria Cappelli. Anche lei disse: caro Majorano, non ti preoccupare, batterò i pugni affinché la storia della casa di via Alfani e la storia della casa di Nardella venga fuori. A tutt'oggi anche la Maria Cappelli si è data. Alessandro, siamo al termine di questa nostra conversazione davanti al Palazzo di Giustizia, che, ricordiamolo, dovrebbe rappresentare una giustizia giusta, una giustizia per tutti. È un momento particolare per l'Italia, abbiamo una persona che ha usurpato il potere, perché questo lo dice la stessa Corte Costituzionale, una persona che non viene arrestata, non se ne capisce il motivo. La stessa domanda l'abbiamo fatta anche all'avvocato Mori, anche lui è rimasto col punto interrogativo. Ci sono tutte le condizioni per poter indagare un soggetto che certamente lascia dei forti dubbi. Te, come semplice impiegato, ti dai da fare. Cosa vuoi dire alla fine di tutta questa storia? Voglio dire che mi dispiace molto che da 3 anni il sottoscritto debba fare il lavoro che dovrebbero fare altri. Mi riferisco ai politici, mi riferisco alla Guardia di Finanza, mi riferisco ai Carabinieri, mi riferisco al Palazzo di Giustizia, mi riferisco ai magistrati. Io sono un cittadino qualsiasi che ha avuto il coraggio di fare qualcosa che tutti dovrebbero fare, far uscire o tentare di far uscire la verità. La cosa che mi dispiace è vedere che un semplice signor nessuno come Alessandro Majorano, e non è assolutamente nessuno, debba fare e ha dovuto fare tutta questa mia attività, vedendo i politici fermi, le istituzioni ferme. L'unica cosa che mi rincuora è che al mio fianco oggi ho l'avvocato Carlo Taormina, che mi sta dando una grossa mano, perché fino a pochi mesi fa io
ero solo e sono sempre stato solo, ma questo non importa, se devo essere solo ma tentare di fare uscire la verità va bene, nell'interesse di tutti. Spero che la gente capisca e voglia veramente vedere come stanno le cose, ma ripeto, mi dispiace molto che il Movimento 5 Stelle spesso e volentieri non mi ha appoggiato, mi dispiace molto che la stampa nazionale abbia avuto l'ordine che sta seguendo di non darmi considerazioni. Tra l'altro, scusami, ti interrompo su questo perché se non sbaglio neanche l'avvocato Taormina, per quel che sappiamo, viene più chiamato nelle trasmissioni da quando ha preso il tuo caso, no? Questo non lo so, sta di fatto che posso dire senza ombra di dubbio che intorno a questa vicenda c'è una nebbia e spero che in questo porto delle nebbie chiamato Firenze, va bene, perché secondo me qui c'è un qualcosa che non torna, il fortino, è sempre stato definito il fortino questo. Arrivi quella ventata di vento a squarciare questa nebbia, che finalmente si possa vedere la realtà dei fatti. Ripeto, se ho torto io me ne assumo le responsabilità, ma se ha torto lui, dovrebbe prendere la sua valigetta e ritornarsene a Rignano. Beh, più che a Rignano forse dovrebbe andare da qualche altra parte, no? Viste le cose che ha fatto. In galera non ci finisce, è più facile finisca io in galera. È più facile che finisca io in galera per aver offeso il decoro e il prestigio dell'ex sindaco di Firenze, oppure per aver offeso il decoro del premier abusivo a Palazzo Vecchio. Ora io mi domando, ma la critica politica deve essere atto di denuncia? Io ho fatto esplicitamente, con prove alla mano, una critica politica a Matteo Renzi. Stop! Lui evidentemente gli ha dato noia perché chiunque va contro di lui gli dà fastidio e poi è nata tutta questa vicenda. Spero la procura di Firenze faccia come la procura di Genova, indaghi senza guardare in faccia nessuno, perché il compito dei magistrati è quello di indagare e di essere arbitri imparziali. Oggi in questa procura è arrivato un nuovo procuratore che si chiama dottor Creazzo. Spero veramente che il dottor Creazzo voglia andare in fondo su tutta questa vicenda. Ok, ti ringraziamo Alessandro. Prego, arrivederci.